Signore e signori, buon pomeriggio. Dallo stadio Butta la Pesta è un uomo qualunque che vi parla per trasmettervi la partita di calcio tra le squadre del More Cacà e Purcaria, valevole per la Coppa Moto Umet. L'allenatore salinglese del More Cacà, con mutanda longa e stivale gomma, ha presentato questa formazione. Mappi, Mappanon, Guacchia, Savaiu, Sulatte, Gangu, Dindirre, Ricchio, Scurnacchia e Omemme. Mentre l'allenatore oleodirigine della Purcaria, con coperte soldate e scarpone cinturato, ha schierato in campo questa formazione, la formazione che eliminò per soffocamento la squadra del Mazzeranno, e cioè Andolf, Pandolf, Pisan, Panalov, Ricchio, Monticchio, Latricchio, Rombogirchio, Tazza, Scatozza e Tec Damaz. Arbitro della Feder Casin, i coppie quartier Aperteso, assaggiatori Creolina e DTT. E proprio in questo momento è iniziata la partita ed è in possesso della palla Tec Damaz, ma viene fermato da Ricchion, che con tutta la voglia Saisa Icchio, ma nulla può fare contro la furia di Rombogliicchio, che a sua volta si fu mangiare a cui ad Inderri. Tiro, rete, Purcaria 1, More Cacà 0. Palla al centro, è Rombogliicchio che ha la palla, Scurnacchia si tuffa con un pezzo in mezzo alle gambe di Rombogliicchio e sgonfia il pallone. L'arbitro ha aperto e concede un calcio diretto alla Purcaria e fa venire in campo un carretto trainato da due buoi, fa caricare Scurnacchia e lo spedisce a San Martino. Tira Fanalov e stordisce a Omemme, che però viene subito rinfrescato da Creolina. Pocoron sostituisce Mappanò, il portiere Mampì subito gli dà la palla e Pocoron con una mossa fantastica si inceppa il pallone sulle corna, Pardò sulla testa e con la velocità di un cervo Saisa Mondicchio si fuma la tricchia e passa per sotto il cosce Rombogliicchio. È solo davanti al portiere Andolfo, ma gli manca la forza per tirare. Arriva Fanalov, io secchi scendere con una mossa. Aperte so, Chiambo seca corna per far liberare il pallone che sta ancora sulla testa di Pocoron, e per farlo rivenire ci pensa DTT. Fatum, Puzzolente e Tiarrea sostituiscono Aicchio a Monticchio e alla Tricchio. Il portiere Andolfo con un pallone nuovo ricevuto dalla ditta gonfia palla mette subito in azione Fatum, che subito passa a Tiarrea, che però è costretto a lasciare il pallone a causa di un forte dolore di pancia. Si vede che l'allenatore oleodirigino della Purcaria ha sbagliato cose negli allenamenti. Puzzolente circondato da Guacchia, Savaiu e Omme More Cacà. Senza dubbio questo è il trio che fa invidia alla bomba atomica, ma a soccorrere Puzzolente che disperatamente invoca aria sono Marcium, Fatum e Fracciatu ed il potente Fanalov. Il presidente Fedassai del More Cacà si avvede del pericolo e mette ai propri giocatori le maschere anticasse, ma non di meno fa cacarella della Purcaria mettendo su ogni spalla dei propri uomini bombole di ossigeno. Ne approfitta di questo scontro asfissiante Tec Damazza e con tutta l'area inquinata si prende la palla evitando bene a Gui ad Inderri. Si è scatenato Tec Damazza e se la prende Ricchion, la palla scambiandola con Pucoru. Quest'ultimo per la troppa velocità cade e va a finire con le corna, Pardò con la testa nelle fognature, non resistente alla cornata, scusate, alla capata si sono rotte. Il pubblico ad alta voce invoca aria, l'arbitro ha aperto so dopo aver fischiato la fine della partita. Attaccato a Rombogliicchio trova rifugio Linda Nubidone Ramonnezza. Il sindaco Fora fa subito una telefonata al numero 71 che corrisponde al comune della spazzatura diretta da Praton, e dopo pochi minuti migliaia di spazzini armati di scope e pedacci per terra invadono il campo. Una scavatrice preleva tutti i giocatori e li carica su un camion della spazzatura, spedendoli con un foglio di via senza ritorno ad Ernesta Foria. Signore e signori, dallo stadio Butta la Pesta, con acqua, aria e stadio inquinato, quest'uomo qualunque vi augura una presta guarigione. Buona domenica.